Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici, ci troviamo ancora nella corsia del Gambero, perché qui una volta sorgeva l'Albergo del Gambero. L'Albergo del Gambero era la più antica locanda della città, risale addirittura alla fine del Medioevo. Il suo nome deriva dall'insegna che recava l'immagine di un gambero. Questa insegna a sua volta prendeva spunto dallo stemma di una famosa famiglia nobile di Brescia, i Gambara. L'albergo ha ospitato tanti personaggi famosi, tra i quali Isabella d'Este, duchessa di Mantova nel 1539, e Silvio Pellico, che accenna alla locanda nel suo libro Le mie prigioni. Fu anche la sede di un tragico evento. Il 13 luglio del 1944, durante un grosso bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, l'edificio fu colpito da una bomba e una parte crollò, seppellendo molti bresciani nei sotterranei dell'albergo in cui si erano rifugiati. Il proverbio di oggi ci accompagna nella nostra campagna, o quella che era la nostra campagna. Maggio söt nel cios sa fa de töt. E beh, chiediamolo ai bresciani. Nel campo si può fare di tutto. Tutto? Penso di sì. Dal detto si direbbe di sì. Se poi si possa fare di tutto, in realtà non è da dubitare. Grazie, arrivederci. Non lo conoscevo. La traduzione? A maggio asciutto nell'orto si può coltivare di tutto. Quindi? Quindi va bene. Si prospetta una buona stagione di raccolto. Lei aveva il campo, ha un orticello lei? Sì, un orticello ce l'ho, però non lo coltivo più. Bisogna farglielo coltivare, eh? Sì, mi è venuto qualcosa, una tenosinovite, allora. Compriamo la frutta e la verdura. Grazie, molto gentile. Maggio. Söt Sotto che? nel cios Nel sos sa fa de töt. si fa di tutto. Ma lei di dov'è? Io sono siciliana. Nel cios del campo, si fa di tutto, si fa di tutto, però il maggio... No, maggio. Maggio. Il maggio non so. Maggio söt nel cios sa fa de töt. Maggio se vuol dire maggio asciutto e nel campo si fa di tutto, insomma. Maggio asciutto nell'orto si fa di tutto, nel campo si fa di tutto, però non lo conoscevo questo. I am English. English. From? London. Maggio söt nel cios sa fa de töt. Sì, per me è il contrario, che fa bello o fa brutto, è sempre bella. Non lo conosco. Com'è quello che dice lei? No, quello che dico io è che che era della Maddalena, no? Cioè? In teoria, quando la Maddalena la il capello, o che piove o che fa bello. Sempre dice. Devo dirlo in dialetto. No, anche in italiano. Maggio asciutto, nel campo si fa di tutto, il cios, insomma. Il cios non so come si dice in italiano. Campo. Lei all'orto, signora? Magari, abito qua in centro, proprio lì. E a maggio asciutto nel campo si fa di tutto. Aurelio, adesso è un po' contadino. No, io non sono contadino, ma sono bresciano, proprio di origine e tutto. Bravo. Grazie. Maggio asciutto nel cius si fa di tutto. E che vuol dire la traduzione? Maggio asciutto nel fosso si fa di tutto. E lei l'ha sentito mai? No, mai. Parlare in veronese, non in bresciano. Sono veneta! Sono veneta di Verona. Ma come si dice maggio asciutto nel senso di scarsità di pioggia a Verona, in dialetto? Non lo so davvero, non lo so. Mi dispiace che vi becano veronese, mi dispiace. Però carina, quindi noi ci siamo fermati. Grazie. Grazie, molto gentile. Non lo conosco. La traduzione sì, maggio söt. Maggio, vabbè. Asciutto? Nel cios? Nell'orto si fa di tutto? Maggio söt nel cios sa fa de tötte. Questo proverbio è estrapolato dalla saggezza contadina. La relativa scarsità di pioggia nel mese di maggio favorisce la produzione e il raccolto del grano, mentre l'abbondanza di precipitazioni favorisce la produzione del lino, che era utile alle donne per i loro lavori. Grazie a tutti quindi per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima, ciao!